Mister, si torna in casa contro la Giana, però penso sia inevitabile subito dopo andare a vedere cosa sarà successo a Bolzano. Pensiamo solo a Giana noi, che abbiamo il nostro da fare a pensare a questa squadra, sì che non concentriamoci su quella, pensiamo a fare una bella partita, cerchiamo di vincere ovviamente perché non ci abbiamo altro risultato. È una partita molto difficile perché loro si giocano le possibilità di evitare i play-out. È una squadra anche secondo me che ha delle qualità. Davanti con Bruno Gasparoni sono giocatori di categoria superiore che sono molto bravi, anche se hanno un'età avanzata, ma la qualità non si discute. Perciò è una partita molto tosta da questo punto di vista, dovremmo essere molto concentrati e molto attenti. Ecco, non è stata nemmeno questa una settimana molto fortunata dal punto di vista degli infortuni, al di là del fatto che comunque quelli che erano scesi in campo lunedì di loro, insomma, stanno tutti bene, ci pare di capire. Sì, no, mi dispiace molto per Corti perché ormai ha finito il campionato. Mi piace molto per lui perché è un ragazzo insomma, che dà sempre tutto in campo. Mi dispiace molto per aver perso un giocatore così dopo aver fatto 8 settimane di lavoro per recuperare, in un attimo è svanito tutto. Mi dispiace, ma noi dobbiamo guardare avanti e fare con quei ragazzi che abbiamo a disposizione, che sono pronti, che hanno voglia di fare, perciò nessun problema, andiamo avanti sempre. Dirisio è sulla strada del recupero ma non è pronto, spero di averlo a disposizione la prossima settimana. Dionisi invece rientra Ecco, la nel squadra. gruppo. Anastasia ha una contrattura, ieri anche lui ha avuto una piccola contrattura che non me lo dà a disposizione per domani, spero di recuperarlo per la prossima. Che tipo di partita serve? Perché loro fuori casa si esprimono molto meglio che in casa. Sì, sono molto bravi a fare la partita sugli avversari e sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori. Dobbiamo fare una partita molto attenta, non andare allo sbaraglio perché sennò diventerebbe un problema. Però fare il nostro gioco, quello sì, noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, cercare di essere offensivi, mantenendo però un giusto equilibrio in campo. Questo non significa che dobbiamo andare all'arembaggio, ma avere decisamente una squadra molto quadrata in campo. Se lei fosse l'allenatore dell'Alessandria sarebbe preoccupato in questo momento? Ma io credo che tutti noi allenatori non siamo mai tranquilli di quello che può succedere il giorno dopo nella partita, perciò anche lui penso non sia tranquillo del tutto, nel senso sa di avere una grande squadra, sa di avere delle grandissime potenzialità, ma nel calcio tutto può succedere, perciò anche lui sarà con le antenne molto dritte. Una curiosità, hai più fiducia che il Padova faccia il pieno di punti o che arrivino dall'altra parte risultati positivi? Fermo restando che servono tutte e due le condizioni. Io parto da questo punto di vista che noi dobbiamo fare il nostro, cioè il nostro obiettivo è quello di vincere tutte perché non abbiamo altra strada secondo me che questa, perché anche con 7 punti secondo me non sono sufficienti. L'Alessandria ha il potenziale di far molto, però anche loro hanno le loro insidie, è una partita molto domani con su Tirol sarà una partita spero che sarà molto difficile. Poi giocano in casa con la Reggiana, c'è un'altra partita difficile, perciò non è facile per nessuno, ma neanche per noi, perché anche noi se guardiamo il calendario abbiamo un calendario molto difficile. Però pensiamo alla Reggiana, alla Giana, pensiamo di far bene questa partita. Sappiamo che è una partita molto difficile, ce l'aspettiamo, perciò dobbiamo affrontarla nei modi possibili. I punti nelle ultime partite ve li siete presi. Lunedì però lei ha detto se facciamo gli stessi errori fatti a Bergamo contro la Giana, non so se riusciamo a vincere. Sono d'accordo, nel senso che non possiamo, loro davanti hanno qualità, perché Perna, Bruno, Gasparoni sono 3 giocatori di grande qualità e se tu concedi qualcosa non ti lasciano scampo, perché hanno qualità individuali importanti. Perciò noi non dobbiamo assolutamente commettere quegli errori, cercare magari sul piano della manovra abbiamo fatto anche delle discrete manovre, anche sui discreti gol, sui movimenti che facciamo normalmente, però non possiamo sbagliare anche le palle in uscita in mezzo al campo, certe situazioni non possiamo regalarle agli avversari perché poi le partite diventano difficili. Che risposta si aspetta dal pubblico, dai tifosi? Ma i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra, anche nei momenti magari dove che non abbiamo fatto delle prestazioni eccesse, perciò non posso dire niente a loro, anzi noi possiamo solo ringraziare per l'apporto che ci ha sempre dato fino adesso. Io spero che continuino fino alla fine e che ci sia magari grandi possibilità per spronarci ancora di più. È un bene
bene che da adesso in poi si giochino tutte le partite in contemporanea? Io penso proprio di sì. Penso che sia giusto che sia in contemporanea perché non è giusto che magari o io o l'avversario sappia il risultato dell'altra squadra, insomma. Perciò è giusto che sia tutto in contemporanea.